Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Proseguono le liti nel centrodestra siciliano. Dopo le polemiche pubbliche tra Schifani e Urso, tra Forza Italia e Fratelli d'Italia e dopo gli interventi schierati da una parte e dall'altra di DC ed MPA, è arrivata l'ora degli scontri riservati e delle minacce sotto traccia. Nel gossip della politica regionale si parla con insistenza di Raffaele Lombardo, che è irritatissimo con Schifani per la difesa della SAC, per l'annuncio non concordato sui termovalorizzatori e per la velina trapelata sui manager dell'ASP, avrebbe addirittura minacciato l'uscita dalla giunta. E l'elezione di un esponente MPA a presidente del Consiglio a Siracusa contro il resto del centrodestra ed in accordo con il sindaco Calendiano fa capire che si fa sul serio: o si mette una pezza subito o sarà difficile tappare il buco. Norma contro il caro voli da e per le isole. Finalmente un provvedimento chiaro contro il caro voli. Nel decreto legge approvato ieri in Consiglio dei Ministri, varato un provvedimento che ha a fondamento l'insularità e quindi inattaccabile sul piano delle norme sulla concorrenza. Sarà vietato alle compagnie aeree l'utilizzo dell'algoritmo che collega l'aumento dei prezzi con quello della domanda, nei collegamenti con le isole, nei periodi di picco della domanda e quando il prezzo del biglietto unito ai servizi accessori supererà il doppio della tariffa media. Deputato regionale lascia De Luca e passa alla Lega. Il capogruppo all'Ars di Sicilia Vera, nonché sindaco di Cerda, Salvo Geraci, lascia Cateno De Luca e si accinge a passare alla Lega, che va così a 6 deputati regionali. Sicilia Vera scende invece a 3, sotto la soglia minima di 4, necessaria per formare un gruppo. Si spera adesso che l'ufficio di presidenza dell'Ars non dia la deroga, visto che De Luca formò 2 gruppi per incidere maggiormente e ricevere maggiori contributi dall'Ars. Aeroporto Catania, ripresa lenta. Riparte lentamente l'aeroporto di Catania e si riducono finalmente in modo netto i disagi che per oltre 20 giorni hanno pesantemente penalizzato siciliani e turisti. Nella giornata di ieri meno di 10 voli dirottati su Comiso e solo 2 cancellati. E da domani stop alle navette che in queste settimane, con grandi problemi, hanno trasportato i passeggeri verso gli altri aeroporti dell'isola. Si cicatrizza quindi la grave ferita, ma ne resta il segno indelebile. A Siracusa ad aprile gli stati generali del cinema. I professionisti del settore audiovisivo si ritroveranno dal 12 al 14 aprile nell'isola di Ortigia a Siracusa per gli stati generali del cinema. Una 3 giorni di confronto promossa e organizzata dalla Regione Siciliana attraverso l'assessorato allo spettacolo diretto dall'assessore Elvira Amato. Porteremo il mondo del cinema in Sicilia, ha dichiarato il presidente Schifani. La Sicilia in Australia con l'auto ad energia solare. L'Italia sarà rappresentata da un gruppo tutto siciliano alla competizione tra auto che vanno ad energia solare che ad ottobre di quest'anno si svolgerà in Australia. Il gruppo di giovani siciliani Futuro Solare, con il suo fondatore, il siracusano Enzo Di Bella, ha realizzato il prototipo che percorrerà i 3.000 chilometri della competizione, che attraverserà l'Australia e sfiderà oltre 50 squadre che arriveranno da 20 nazioni. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.